grazie di essere intervenuti a questa nostra iniziativa, grazie alla provincia di Padova, il suo presidente Fabio Bui che ci ha concesso questa meravigliosa sala e chiaramente all'interno della provincia, quindi uno dei luoghi istituzionali importanti della nostra città. Grazie al presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, e vorrei ringraziare, che purtroppo non è qui con noi fisicamente presente per un problema tecnico dovuto a un raffreddore fuori stagione, che capite cosa significa oggi. C'è quindi purtroppo la pandemia che, nonostante tutto, continua, per fortuna, a non essere più come prima, però continua ad avere e a far sì che alcuni non possono essere presenti, che è l'amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa, però ci ha dato la possibilità e ha inviato due suoi importanti collaboratori che sono qui con noi, Gianluigi Albano e Davide Comingio, che poi entreranno chiaramente nel merito della cosa. Vorrei ringraziare anche, che oltre a tutti i presenti, in modo particolare i vari presidenti delle associazioni che sono qui, da Patrizio Bertin, Roberto Boschetto, Nicola Rossi, che stanno arrivando, i presidenti degli ordini professionali, tutti voi, chiaramente il questore di Padova, che ringrazio di essere qui con noi, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il vicecomandante della Guardia di Finanza e chiaramente in rappresentanza del prefetto, che anche lui ha avuto un impegno, il viceprefetto di Padova, che ringrazio. Ringrazio tutti gli amministratori e sindaci che sono presenti, che vedo molto numerosi, e i vari amministratori e tutti gli amici che sono qui oggi alle 17 di un lunedì. Credo che sia veramente è stata un'impresa quasi improba, però con molto piacere vi vedo tutti qui presenti e questo significa che è un tema importante di informazione, passatemi il termine, formazione. Quindi al di là delle chiacchiere, proprio per far capire quale possibilità da oggi la piattaforma informatica nazionale, la nostra piattaforma per la pubblica amministrazione, rispetto alla pubblica amministrazione da una parte e dall'altra le nostre aziende e dall'altra i nostri professionisti. Le due cose sono novità importanti proprio da poco, vorrei dire, in modo particolare per quanto riguarda i lavori e per quanto riguarda anche tutta la parte di progettazione che non c'è mai stata. Prima c'era solo servizi, eccetera. Quindi credo che su questo sia uno degli aspetti fondamentali da poter entrare oggi. Io ho fatto tutta una serie poi di conseguenza di interventi, però vorrei, per i saluti iniziali, dare subito, immediatamente, la parola a Fabio Bui, che è il padrone di casa, il presidente della provincia di Padova. Grazie Fabio, a te la parola. Padrone neanche a casa mia. Qui ormai? Ma grazie senatore per l'opportunità con cui hai saputo cogliere un'esigenza del mondo della pubblica amministrazione, del mondo dell'impresa, di discuterne tutti assieme per quello che te hai definito nel titolo in maniera corretta, le opportunità. Guardate, oggi più che mai siamo di fronte ad un'opportunità storica che è il PNR. E l'opportunità è un treno che passa per la stazione. O ci mettiamo al binario pronti a salirvi o il treno passa. E nell'essere pronti a salirvi dobbiamo essere pronti a salirvi con una valigia carica di progetti. E i progetti sono cosa vogliamo fare da qui ai prossimi anni, prossimi 15-20 anni. Cioè come riusciamo a disegnare questo nostro territorio. E la valigia è questa. E nella cartella progetti dobbiamo dire cosa facciamo prima, cosa faremo dopo, ci diamo una scaletta. Perché poi
opportunamente il governo ci ha anche detto: guardate che vi do un tempo in cui voi dovete realizzare quello che dite. Vi do il 2026. Allora mi pongo il problema: siamo pronti oggi per il 2026 a mettere a terra tutti quei soldi che stanno per essere, che annunciamo intanto? Dopo vedremo se si scaricano anche sul territorio, ma per scaricarsi sul territorio hanno bisogno di una progettazione seria, strutturata e che metta il chi fa cosa e i tempi in cui lo facciamo. Ecco, dico opportunità a cui l'amministrazione si deve performare, e per formare la pubblica amministrazione occorre anche dire se noi con le nostre strutture siamo in grado di rispettare questi tempi o serve magari qualche forma di accelerazione dei processi decisionali. Ma su questo oggi ne sentiremo parlare, credo, da chi meglio di me dopo ci illustrerà il tema che abbiamo oggi in condivisione tra tutti noi. Ecco, su questo come provincia abbiamo tantissime soldi oggi. Guardate, viviamo un momento particolare. Le province dovevano essere soppresse, non avevano soldi e hanno tolto anche il personale. Oggi abbiamo la possibilità di avere tantissimi soldi e non abbiamo il personale che scarichi sul territorio questi soldi. E quindi meglio più che oggi condividere tutti assieme, mettere a sistema tutte queste informazioni e anche buone pratiche, abbiamo questa straordinaria possibilità. Mettiamoci tutti assieme e vediamo di salire sul treno con quella famosa valigia che guarda avanti. Quindi grazie senatore della tua intuizione, un'intuizione importante che mette veramente pubblica amministrazione, mondo dell'impresa, mondo delle categorie datoriali assieme per essere pronti a cogliere questa grande sfida che è l'opportunità del PNR. Grazie Presidente, grazie di tutto. Direi di dar subito la parola a Antonio Santocono, che è il Presidente della Camera di Commercio qui di Padova. Prego Antonio. Grazie Senatore, grazie Antonio. Io dopo la tua prolusione e quella di Fabio non posso aggiungere niente di più, tranne il fatto che ti ringraziamo per questa attenzione che tu hai sempre avuto nei confronti del territorio, non intendo la nostra regione ma anche la nostra provincia, la nostra città. Attenzione che in questo momento è confermata dalla presenza di così tante persone in questo momento e così tante autorità, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria che testimoniano la qualità di quello che sono gli eventi che vengono proposti in momenti come questi. Questo è un momento di grandissimo rilievo perché in pratica il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato preparato dall'amministrazione centrale attraverso l'individuazione di modelli, di strumenti che sono assolutamente innovativi. Ovviamente così tante autorità, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria, proprio farci capire quali sono questi modelli, questi strumenti che potranno essere a supporto delle attività di progettazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche nell'ambito del PNRR. Che cosa serve secondo me, secondo noi credo, in questo momento serve una formazione su queste cose e oggi siamo qui proprio anche per iniziare questa formazione. Ma un altro tema da non trascurare è quello della sburocratizzazione, perché potremo essere bravissimi a progettare le opere pubbliche, bravissimi a fare i bandi, bravissimi a far ripartire i lavori, però poi se un'amministrazione centrale non è attenta, non consente processi di sburocratizzazione molto
veloci, automaticamente gli effetti di questa grandissima opportunità per il nostro Paese scompaiono. Aggiungo e chiudo che vorrei sottolineare che proprio recentemente è stato approvato un emendamento all'articolo 10 del cosiddetto decreto legge sui ricoveri, il 152 del 2021, che dice che il sistema camerale può essere utilizzato dai ministeri e dalle regioni per il supporto alle attività di progettazione nell'ambito del PNRR. Questo è veramente un grandissimo passo avanti, perché ancora una volta viene riconosciuto il ruolo delle Camere di Commercio per supporto al sistema delle imprese, ma anche al sistema dell'amministrazione della cosa pubblica. E quindi questa è una grande opportunità che anche noi Camere non dobbiamo perdere, e dobbiamo metterci invece a disposizione di chi potrà fare uso delle nostre buone capacità di supporto amministrativo e tecnico, che siamo in grado di esplicare in considerazione di quella che è un sistema formato da oltre 60 Camere di Commercio, con delle società in-house di grande livello come Infocamere, che sono in grado anche di dare un grandissimo supporto a livello di progettazione, eccetera. Quindi mi auguro che questo sia un'ulteriore opportunità per il nostro sistema, e ovviamente automaticamente per tutte le imprese che nelle Camere di Commercio sono rappresentate. Quindi grazie e un buon lavoro. Anche ringrazio moltissimo i colleghi dei Consi che sono presentati qui oggi. Grazie ad Antonio Santocono. Direi adesso di far portare i saluti a Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, che ringrazio per essere qui con noi. E attento anche ai problemi, perché da poco con lui abbiamo fatto anche un percorso per il PNRR, che è tutta una serie di figure istituzionali, dallo Stato alla regione, al comune. Non voglio girarti le spalle, senatore. No, mettete qua. Guarda. E girare a nessuno le spalle. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sì, come diceva il senatore, noi abbiamo fatto un incontro sul PNRR, dove il senatore è arrivato con una cartella molto copiosa di progetti e di situazioni che potrebbero essere le famose opportunità, la famosa valigia che diceva appunto Bui, la valigia che dobbiamo assolutamente salire nel treno, se no altrimenti il treno passa e noi stiamo a piedi. Però oggi siamo a febbraio del 2022. 2026 è dopodomani. E mettere a terra tutti i progetti per essere capaci di portare i progetti, non solo i progetti, bisogna aver finito anche i lavori, comincia un po' a preoccuparmi. Vuol dire che siamo in ritardo. Stiamo andando avanti con una bicicletta con la ruota quadra. Non riusciamo chiaramente a correre velocissimi. Dobbiamo farlo però, perché le imprese e il Paese ha bisogno assolutamente di avere infrastrutture, di innovare ed avere la capacità competitiva che se perdiamo questa opportunità, questo Paese non ha più vie di scampo. E quindi dobbiamo assolutamente, quello che diceva il Presidente Santocono, sburocratizzare, velocizzare. Non abbiamo più i tempi biblici per ogni progetto che noi abbiamo pensato, i 20 anni per realizzarlo. Non è possibile. Oggi dobbiamo veramente dimostrare di essere maturi, di essere un Paese che sa veramente mettere a terra le opportunità che gli vengono date, altrimenti veramente per noi diventerebbe difficilissimo superare questo momento critico dopo 2 anni di pandemia, dopo una guerra in corso in Europa. Più di questo non so cosa ci potremmo aspettare. Quindi noi siamo sempre quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno. Per questo noi diciamo forza, coraggio, andiamo avanti, mettiamo il nostro territorio a essere un territorio competitivo, ma soprattutto ai sindaci, i sindaci di lavorare tutti assieme. Come diceva Santocono, la Camera di Commercio può essere veramente il punto di ritrovo per formare e per capire cosa fare e come fare, per non perdere nessuno l'opportunità che ci è servita in questo momento. Grazie. Grazie Patrizio. Diamo subito la parola a Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto. Buongiorno a tutti, grazie Antonio e grazie a tutti coloro che ci sono al tuo tavolo.
Ma grazie anche della presenza degli amministratori qui presenti. Come veniva già detto da Patrizio, come categorie economiche noi abbiamo grande bisogno di dialogare tra categorie, quindi coloro che portano il nostro saper fare con l'amministrazione. E mai come in questo momento abbiamo bisogno di velocità e di regole certe. Penso che i bonus vari degli ultimi periodi abbiano insegnato molto su questo. Quindi regole precise vuol dire per noi che si sa che le persone oneste e corrette come imprenditori possono lavorare stando sicuri, essendo sicuri di ciò che avviene e mettendo da parte coloro che fanno i furbi o peggio ancora che rubano quattrini che in questo momento servono per far crescere il nostro paese, per migliorarlo e far sì che quindi ci sia lavoro e ci sia una qualità della vita, si parlava dei bonus e quindi anche una qualità degli edifici migliori, ma soprattutto sul tema del PNRR ci sia una qualità di tutta l'Italia. Penso che sia un'opportunità dove possiamo far crescere il nostro paese nel migliore dei modi e dobbiamo stare attenti a tutto. Quindi è importante l'incontro di oggi. Ti ringrazio a nome di tutta la Confartigianato. Andiamo avanti insieme di questo passo. Andiamo avanti con la Camera di Commercio, dove anch'io mi trovo come una casa dove viviamo bene. E per vivere bene vuol dire A, che si condividano le opinioni, le regole, B, che fa. Noi siamo abituati a fare. Per cui, insomma, ci troviamo tutti assieme come categorie economiche in questi anni a lavorare senza distinzione e quindi abbiamo bisogno del tuo, del loro aiuto, ma soprattutto di molti amministratori che vedo e che in parte conosco, perché bisogna andare in sintonia nel territorio. Il territorio è il nostro luogo di lavoro. Quindi grazie a tutti e buon lavoro e forza. Grazie a Roberto. Io direi, se siamo d'accordo, di cominciare con la parte, diciamo, operativa e poi ci saranno le domande, anche perché vedo veramente tantissimi sindaci, tantissimi amministratori, presidenti, come dicevo prima, dei vari ordini professionali e varie persone interessate a questa cosa. Quindi direi di cominciare concretamente sui temi che conosciamo, direi che è in collegamento, eccolo, non l'avevo visto, in collegamento da Roma all'amministratore delegato Consip Cristiano Canarsa, che purtroppo, come vi dicevo prima, per problemi di salute non ha potuto essere qui con noi, quindi gli facciamo gli auguri e gli darei subito la parola. Mi senti? Sì, Antonio, ecco, vi sento benissimo. Bene, grazie, a te la parola. Buonasera a tutti. Saluto ovviamente Antonio che ha organizzato. È nato tutto da un colloquio tra me e Antonio, un racconto su quello che stavamo facendo, su questi nuovi strumenti, e subito Antonio ha colto, diciamo, le opportunità che proprio a favore delle imprese sul territorio, delle amministrazioni, quindi mettere insieme le esigenze delle amministrazioni e le potenzialità degli ordini professionali e delle imprese nella realizzazione di opere. Saluto le autorità e tutti i sindaci e i rappresentanti anche degli ordini professionali e ovviamente ringrazio il presidente della provincia Fabio Bui per aver ospitato questo incontro e il presidente Sant'Antocono anche per l'introduzione e anche l'organizzazione. Il tema ne parleremo adesso nella presentazione, nelle presentazioni. Alcuni concetti importanti sono stati già espressi, quindi questo punto di incontro della piattaforma, il MEPA, il mercato elettronico, punto di incontro tra le esigenze delle amministrazioni e le imprese, con l'obiettivo di semplificare, velocizzare. Quindi prima ho sentito parlare di velocità, in questo momento c'è bisogno di procedure semplici, veloci e trasparenti.
questo proprio lo strumento per realizzare questi tre fattori insieme è proprio il mercato elettronico, uno strumento digitale al quale le imprese si devono abilitare, iscrivere. Poi vi diranno anche, molte imprese già lo conoscono, perché la spesa sul mercato elettronico in Italia nel 2021 è stata di 6 miliardi e mezzo di euro, quindi è uno strumento molto utilizzato e che sta dando dei risultati straordinari proprio per l'incontro di quegli obiettivi che dicevo prima. Questi 6 miliardi e mezzo sono 6 miliardi e mezzo di un totale di utilizzo di strumenti Consip di 18 miliardi e 6 nel 2021. Quindi la spesa che è transitata sui nostri contratti è stata di 18 miliardi e 6, di cui 6 e mezzo sul mercato elettronico. E 11 miliardi di euro è il valore delle gare aggiudicate nel 2021. Questo per darvi tre numeri, ma poi il senatore De Poli, che ha diciamo, predisposto un documento anche proprio per riassumere questi valori. La cosa importante è la semplificazione, quindi abbiamo parlato e si parlerà di come lo strumento della semplificazione ha aumentato le soglie per utilizzare questo strumento, quindi dopo vi diranno nel dettaglio questi elementi. Ma l'elemento importante è quello di poter affidare per la prima volta anche la costruzione di nuove opere attraverso il MEPA. Prima si potevano realizzare solo interventi di manutenzioni, anche straordinarie, ma sempre rientranti nell'ambito delle manutenzioni. Per la prima volta da qui, appunto da circa un mese, abbiamo attivato questo nuovo strumento, che è quello che deve consentire a tutti i progetti che sono già anche in fase di, diciamo, disponibili per essere cantierati da subito, oppure progetti, diciamo, a realizzare, quindi attraverso lo strumento proprio dell'affidamento della progettazione, oppure, come dicevo, progetti già in fase di avanzata esecuzione, per poterli affidare per la realizzazione delle opere. Questo è il momento in cui i sindaci, le amministrazioni hanno bisogno di avere uno strumento per poter spendere bene il denaro che arriverà, diciamo, dai fondi del PNRR, ma più in generale per dare ai cittadini le cose che servono. Quindi una biblioteca, un parcheggio, una pista ciclabile, qualsiasi iniziativa che rientri nell'ambito delle esigenze del territorio, con i limiti ovviamente delle soglie che saranno illustrate, può essere realizzata in maniera molto più veloce rispetto al passato. Questo è importante. E utilizzando le imprese del territorio, altro elemento importante, quindi non andando a cercare in chissà quale elenco di imprese di chissà quale organizzazione. Qui si va con delle procedure che tendono a focalizzare, diciamo, proprio concentrare anche la realizzazione, quindi un'economia, sviluppare un'economia in ambito locale del territorio, e questo anche per fatemi dire, in qualche modo dare il valore di questi fondi disponibili, che restino non solo sotto forma di infrastrutture, quindi di opere che avranno una loro valenza pluriennale, ma anche di lavoro, di crescita delle aziende, di nuove tecnologie, che in questi momenti, dopo la crisi della pandemia, e adesso ancora forse in maniera sicuramente più grave sotto il profilo umano, sentimentale, questa enorme tragedia dell'invasione dell'Ucraina. E con tutti i risvolti che ci sono già, ci saranno sulle imprese, stiamo vedendo per gli effetti sul costo dell'energia. Tenete conto che noi
attraverso i contratti Consip l'amministrazione acquisisce circa 2,5 miliardi di euro di energia l'anno, e l'impatto delle variazioni dei prezzi, con una volatilità veramente mai vista, ovviamente, sta creando delle problematiche molto importanti, e sappiamo tutti gli interventi che il governo ha preso e sicuramente altri che dovrà prendere. Però ecco, insomma, la mia introduzione era innanzitutto per salutare tutti, in particolare ringraziare il senatore De Poli per questa bellissima occasione, perché noi ci tenevamo tanto, è venuta fuori proprio come dicevo, da una chiacchierata, ma volevamo veramente far capire a tutte le imprese, a tutte le organizzazioni, soprattutto gli ordini professionali, come poter utilizzare questo strumento, come poter essere gli attori di questo strumento, di cui le amministrazioni sono invece in qualche modo i registi. Quindi la regia di ovviamente della realizzazione è in capo alle amministrazioni, i sindaci, la provincia e tutti, diciamo, gli enti che hanno un ruolo nell'esecuzione di opere idrauliche, opere stradali, opere di edilizia urbana e via dicendo, e le imprese che con tutte le loro competenze, conoscenze, devono in questo momento essere i principali attori nell'esecuzione di queste opere, quindi nell'arricchimento del territorio e anche nella creazione di posti di lavoro, che in questo momento sappiamo bene quanto sia importante poterli assicurare e poter dare una prospettiva. Ecco, in questo momento la cosa più importante secondo me è poter dare una prospettiva, e probabilmente questo è uno degli strumenti che consentirà alle amministrazioni di vedere in una procedura, diciamo, digitalizzata, una semplificazione di quell'iter sempre molto complesso, molto burocratico. Prima sentivo parlare di sburocratizzare, in questo momento è fondamentale questa parola, e noi siamo proprio in questa sede stasera per portarvi una soluzione, e ovviamente anche darvi il nostro supporto, quindi non abbandonare poi le amministrazioni a se stesse, ma potervi dare il nostro supporto durante la fase poi di esecuzione degli ordinativi, e quindi un supporto tecnico e operativo. Quindi ringrazio di nuovo tutti, ringrazio anche i miei per essere intervenuti in mia sostituzione. Purtroppo, come diceva il senatore De Poli, per questa influenza, chiamiamola così, un po' fastidiosa, e resto ovviamente collegato per qualsiasi domanda e qualsiasi esigenza. Grazie. Grazie alla D di Consip, Cristiano Cannaccia. Andiamo avanti, direi di partire subito con la mia presentazione, se ci siamo. Io sarò velocissimo proprio per lasciare poi la parola ai due tecnici e chiaramente alle vostre domande e alle vostre richieste, che dopo saranno quelle più interessanti. Nella cartellina che avete trovato trovate 4-5 librettini, che sono le mie slide, le due illustrazioni tecniche dei due dirigenti di Consip, e poi le ultime due, che sembrano due cose, che sono le modalità di procedura per abilitazione alla piattaforma elettronica MEPA o Consip, che è una per le aziende e una per la pubblica amministrazione, proprio passo per passo di come fare, in maniera tale che, tra l'altro, come avete sentito anche la D, poi ci sarà non solo l'intervento di spiegazione, ma soprattutto il supporto, perché loro, essendo che qui fisicamente, poi vi daranno tutti gli estremi per il supporto eventualmente per gli aspetti tecnici operativi a questa procedura. Quindi andiamo subito, ecco, partiamo dalla 3, perfetto, quei due leggi ormai 120 e 108, che è il decreto semplificazioni eccetera, siamo andati ad derogare rispetto a quanto previsto, in modo particolare
dall'articolo 36 del codice degli appalti pubblici, quindi per le procedure di affidamento, per i contesti dei contatti, e tutto questo venga adottato, l'atto di avvio del procedimento venga adottato entro il 30 giugno 2023. E credo che questo sia uno degli aspetti importanti in questo momento, che da una parte il PNR, ma dall'altra parte sono tutti i lavori che ci sono in questo ambito per la ripartenza post pandemia, post problematiche che abbiamo avuto. Gli obiettivi del decreto semplificazione significa proprio la parola semplificare la cosa. Andiamo su quella dopo. Appalti pubblici, parola d'ordine, sburocratizzare. E credo che questo sia il grande tema che tutti noi conosciamo come pubblica amministrazione dei nostri comuni, che non riusciamo a venirne fuori, e dall'altra per le nostre aziende, quando dicono devo fare una cosa, passano anni e non riesco a far nulla. E credo che questo è proprio uno degli aspetti importanti che invece si è cercato di mettere in rete. La riduzione dei tempi, velocizzare gli iter procedurali, ma di uno Stato, tra virgolette, che diventa amico dei comuni, non un qualcosa che si vede lontano, contrario, che ogni volta così, e alleato delle imprese. Credo che questo sia uno degli aspetti importanti, cioè quindi rimettiamoci insieme per far ripartire l'Italia, per dare quelle risposte oggi fondamentali che hanno bisogno i nostri cittadini, perché abbiamo bisogno tutti noi. Credo che questo sia oggi, ed è un momento che, dopo tutto quello che è successo e purtroppo quello che ancora sta succedendo, e vorrei ricordare, dovevamo farlo all'inizio, ma lo ricordo adesso, quello che purtroppo tutte le vittime della guerra in Ucraina che vediamo tutti i giorni, e speriamo di fare tutto il possibile affinché questo si chiuda nel più breve tempo possibile e si ritorni a un contesto, fra virgolette, passatemi il termine, di normalità. L'attore principale, la Consip, gli acquisti della pubblica amministrazione, come vedete nel 2021 sono 18,6 miliardi, che ha avuto un 127% in più rispetto al 2016, quindi è cambiato proprio anche il metodo di porsi e l'attenzione che la pubblica amministrazione sta avendo, e lo stesso le imprese, rispetto a questa piattaforma che storicamente era vista come qualcosa di centrale, di negativo, eccetera. Invece adesso è a supporto dell'amministrazione, dando la possibilità diretta dell'amministrazione di interloquire per avere il suo appalto, la sua gara, la sua procedura per intervenire nel suo comune, nella propria amministrazione. Guardo chiaramente i comuni, ma posso guardare anche le amministrazioni dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della prefettura, della questura, cioè tutta la parte pubblica e di conseguenza tutta la parte privata, e di conseguenza di tutti gli ordini professionali, i nostri professionisti che ci portano chiaramente poi al lavoro. 329 lotti aggiudicati, complessivo 16 miliardi, e questa 6 mesi tra bando e aggiudicazione. La riduzione dei tempi delle gare del 35%, 6 mesi sulle gare europee, ognuno di voi sa bene cosa vuol dire domani mattina, quindi si sta cercando di portare l'amministrazione al passo con la richiesta delle nostre aziende e dei nostri cittadini. Non è facile. Forse è un'utopia, ma come tutte le utopie, se mai si lavora, mai si tenta, mai si arriva, e credo che questo sia l'obiettivo primario della cosa. 50.000 procedure, 52,7 miliardi, queste procedure di acquisti per lavori pubblici svolte dalla PA, 52,7 miliardi l'importo complessivo. Vedete, quando vediamo si parla di acquisti, si parla quello che normalmente fa la pubblica amministrazione in MEPA. Qui, fra poco ci arriviamo, sta cambiando la procedura, non solo l'acquisto del materiale, ma anche i lavori e la progettazione per raggiungere l'obiettivo nel modo più semplice possibile. Gli operatori economici e la Consip, 163.000 imprese, operatori economici, imprese che sono abilitate, microimprese di queste 78%, piccole imprese 16,8%, medie imprese 1,6%, grandi imprese 0,3%. Il PNRR e la Consip.
ne abbiamo discusso, ne stiamo discutendo in questi giorni, come mettere a terra questa grande opportunità. È un piano Marshall del dopoguerra, oggi è il PNRR, i concetti con contesti a monte completamente diversi, però è mettere a terra una serie di risorse per far ripartire il paese, ricostruire il paese, che poi è cambiato rispetto anche a una mentalità, un modo di vedere le cose. Credo che oggi su questo dobbiamo confrontarci in maniera importante e diventa anche fondamentale. 191,5 miliardi, di cui 45 miliardi verranno per la digitalizzazione, sanità e mobilità. C'è tutta una serie di modalità che la Consip fa, fornire contratti di acquisto, digitalizzazione, modernizzare gli acquisti, ma ho saltato in velocità tutto questo per arrivare all'ultima novità, che è proprio quella di far sì che oltre che su beni e servizi si interviene anche su lavori e progettazioni. E vedete, su questo è uno degli aspetti fondamentali, che significa che sulla progettazione opere civili, sismiche, verifica della progettazione, progetti impianti tecnologici, coordinatore della sicurezza, direzione dei lavori, cioè tutto quello che consegue la procedura per arrivare chiaramente poi all'esecuzione dei lavori e quindi alle gare. E l'altro aspetto invece altrettanto importante, che tipo di lavori si possono fare dalla parte degli edifici civili, industriali o di qualsiasi altro genere, impianti tecnologici per l'energia elettrica, il restauro, la manutenzione di beni sottoposti a tutela e qualsiasi altro restauro, opere di bonifica o ambientale, di ingegneria naturalistica, fluviali, lavori in terra, cioè tutto quello che consegue i lavori. E vedete, questo è una novità, credo che sia estremamente importante e fondamentale. E che significa che sui lavori, come sulla progettazione, fino a 150.000 euro affidamento diretto, da 150 a 1 milione procedura negoziata con almeno 5 operatori per quanto riguarda i lavori. Tra 1 milione alla soglia comunitaria, che è 5.328.000, con una procedura di almeno 10 operatori, sopra le procedure ordinarie che ci sono. Voi capite che questo, con le attenzioni, i controlli e le verifiche, le situazioni, una piattaforma elettronica nazionale che ha tutte le verifiche, eccetera, mette al sicuro, secondo me, è a supporto dei comuni e della PA anche tutta la procedura di conseguenza è questa, quindi in massima trasparenza, che è quello che si deve fare per raggiungere l'obiettivo di mettere a terra poi di conseguenza i lavori. Quindi credo che questa sia una delle grandi richieste da sempre che sono state fatte anche dalle nostre imprese venete, perché con questa procedura c'è la massima chiarezza anche rispetto al percorso e alla garanzia del comune di avere anche una certezza rispetto a questo. E credo che questi siano aspetti fondamentali. Quindi la Consip che cresce rispetto alle offerte, quella che può fare. Poi c'è tutta una serie di cose, il Veneto virtuoso, la provincia di Padova, con alcuni comuni tra cui Padova, Selvazzano, Montagnana, Carcere, Catura, Vigozza, eccetera, che hanno già tutta una serie, i primi 10 comuni della nostra provincia che hanno già una quantità di interventi rispetto alla piattaforma chiaramente di Consip. E concludo, ho saltato un po', ma perché credo che sia poi più importante intervenire nel merito e nella concretezza. Concludo con un presupposto, un qualcosa che credo che sia fondamentale raggiungere: ridurre i tempi delle gare, rendere più snelle le procedure, aiutare concretamente le amministrazioni locali, aiutare concretamente amministrazioni e imprese, e altrettanto far sì che finalmente si possa concretamente in tempi veloci e certi raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Ecco, proprio per questo motivo io direi concludo questa presentazione brevissima, ma per dare quindi un aspetto generale, direi subito di dare la parola a Gianluigi Albano, il dottor Gianluigi Albano, che appunto interviene direttamente per Consip rispetto
al primo quid di slide che ha preparato. Prego, e grazie a tutti voi. Grazie senatore, grazie mille per l'invito, ovviamente grazie per l'opportunità di essere fisicamente in una sala, cosa che è abbastanza rara. Sì, ecco, volevo solo, scusa se la interrompo, volevo solo salutare gli amici di Confartigianato che so che hanno il rinnovo delle cariche proprio oggi alla presidenza e tutto il direttivo, quindi grazie per essere stati qui con noi e buon lavoro anche per voi per quello che andate a fare. Grazie. Allora, prego, scusi. Ringrazio il senatore, grazie le istituzioni per questo invito. Negli interventi che mi hanno preceduto sono stati toccati già diversi temi, quindi cercherò di essere molto rapido, evitare di bombardarvi di numeri se non quelli che dovrebbero rappresentare il messaggio forte e concreto. E quindi permettetevi di saltare subito alla slide 3 perché vorrei farvi vedere un solo numero. Allora, questo valore di 18 miliardi e 6, cioè che rappresenta il valore annuo dei contratti pubblici che transitano sui sistemi Consip, è un grande aggregato eterogeneo. La percentuale è veramente interessante. Peraltro questo dato fa di Consip la più grande centrale acquisto d'Europa in questo momento, dopo l'uscita del Regno Unito. La nostra consorella inglese non viene più contata e quindi di fatto la Consip rappresenta la più grande centrale in termini di, se volete, di spesa pubblica per consumi intermedi che viene controllata nel senso di transita sui sistemi. Quando guardate questa cifra 18,6 miliardi, la cosa importante che colpisce andando in questo, spacchettando questo dato, è che 2/3 di questo valore sono contratti pubblici che vengono negoziati in maniera autonoma dalle pubbliche amministrazioni. Quindi il modello, se volete, un po', mi verrebbe da dire, non dico preistorico perché siamo un'azienda giovane per la media dello Stato italiano, quindi soltanto 22 anni, 23 anni nell'ambito degli appalti pubblici, ma 2/3 vuol dire che si tratta di contratti pubblici che sono stati negoziati con una forma di autonomia più o meno marcata da parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi solo 1/3 di questi 18 miliardi di fatto sono i grandi contratti quadro, gli accordi quadro che noi storicamente abbiamo visto, che sono stati, a ragione e a torto, spesso più a ragione che a torto, criticati perché di ampio valore, perché non privilegiavano per esempio la partecipazione di imprese a livello locale, piccole e medie imprese e quant'altro. Quindi il ribaltamento del paradigma di Consip è un ribaltamento nel senso di trasformare una centrale acquisti da non solo un arbitro che decide le regole e decide, ovviamente seguendo la legge, chi saranno gli aggiudicatari, ma diventa un arbitro che non solo fa le regole, produce e quindi fornisce strumenti di negoziazione alla PA, supporto alla PA, che vorrei dirlo, e sembra una cosa, scusate, banale, ma spesso viene dimenticata, un supporto che è interamente gratuito. Le tasse dei cittadini italiani finanziano Consip, Consip supporta le PA e le imprese in maniera totalmente gratuita. Quindi ogni qualvolta una PA, che sia un paesino di 5.000 abitanti piuttosto che una città metropolitana, si rivolge a noi per un supporto, per un contratto quadro, per espletare una gara in autonomia utilizzando la piattaforma Consip, per rendere concreto un progetto attraverso un contratto pubblico, riceverà sempre e comunque supporto, che sarà virtuale, sarà fisico, sarà attraverso webinar, sarà attraverso interlocuzioni di vario tipo, che è interamente gratuito. Questo a volte viene dimenticato, ma non perché ci sia malafede, semplicemente perché ci si dimentica che parte della missione delle grandi in-house dello Stato italiano è quello di fornire supporto alla pubblica amministrazione. Quindi da una parte vorrei confermare, un po' come ex capo del programma di razionalizzazione degli acquisti, adesso faccio un mestiere parzialmente diverso, ma insomma per 3 anni, soprattutto durante la pandemia, ho seguito le amministrazioni a livello locale che lottavano per l'approvvigionamento di dispositivi, adesso consideriamo scontati, come le mascherine, ma voi ricorderete meglio di me che 2 anni fa
avevano questo oggetto, in America veniva quotato $15, adesso lo paghiamo 50 centesimi. Non solo trovare i ventilatori, i respiratori negli ospedali, quindi abbiamo seguito le pubbliche amministrazioni utilizzando la modalità virtuale, sfruttando al meglio tutte le potenzialità del digitale per continuare la formazione, per continuare a giudicare gare, per continuare a seguire le pubbliche amministrazioni dopo l'aggiudicazione, quindi nel supporto, nella fase più delicata che è quella, la fase esecutiva. Allora, la trasformazione di Consip è una trasformazione che passa attraverso soprattutto una messa a disposizione di un ventaglio di strumenti per servizi professionali, per le imprese, piccole, medie e grandi, ma sappiamo che in Italia il 98% sono piccole, medie e anche micro, e quindi sono a loro che dobbiamo pensare innanzitutto. Questo è un dato. Allora, permettetemi di dire soltanto, utilizzando i dati, se andiamo alla slide 5, grazie. Allora, la regione, il Veneto utilizza questo mercato, questa Amazon, diciamo così, ovviamente leggermente meno sofisticata dell'Amazon vera e propria, ma insomma estremamente efficace, 6 miliardi e mezzo, di questi 6 miliardi e mezzo, 1 miliardo e 6, il mio collega ingegner Comigio mi correggerà se commetto un errore sui decimali, 1 miliardo e 6 sono lavori, ancora fino al 2021 erano lavori di manutenzione, anche straordinaria, con oggi si parte nel mondo delle nuove costruzioni. Il senatore ricordava giustamente le soglie, vorrei per un secondo soffermarmi sul valore di queste soglie. Negoziazione con 10 operatori fino a 5 milioni vuol dire che possiamo fare scuole ex novo con questa procedura. Scuole probabilmente non gigantesche, ma direi di medie e grandi dimensioni. Quindi vuol dire che si possono realizzare progetti anche importanti utilizzando uno strumento che è facile. Il collega ingegner Comigio poi vi racconterà più in dettaglio quali sono, diciamo, i piccoli passi logici per entrare in un mondo che è abbastanza semplificato. Anche lì la semplificazione abbiamo cercato di implementarla nelle procedure di abilitazione, quindi cercando di metterci dal punto di vista delle imprese che devono diventare attori lato dell'offerta e delle PA che devono trovare quello che cercano e quello che vogliono. Ci ricordavano alcuni esponenti delle istituzioni locali che la PNRR, il PNC, vorrei sottolineare anche, quota minore insomma, dell'iniezione dello Stato italiano al grosso ammontare di fondi, ma c'è, oltre a quelli che arrivano dall'Europa, richiedono due cose, richiedono progetti, cosa vogliamo fare e strumenti. Abbiamo bisogno di contratti pubblici, non si possono realizzare progetti senza contratti. Questo purtroppo, come dire, è una cosa, chiamiamolo forche caudine, sono delle forche caudine sotto cui bisogna passare. Quindi il nostro compito è fondamentalmente si snoda su due livelli. Uno, dare i contratti. E come ricordava il nostro amministratore delegato, i contratti stanno atterrando a una velocità che non è stata mai vista. Adesso aggiudichiamo contratti anche dell'agenda digitale italiana, quindi di svariate centinaia di milioni, sono miliardi di euro nel mondo digitale in 6 mesi. E così proseguiremo, soprattutto per le attività del PNRR. Questi contratti sono strumenti che spesso e volentieri non sono di utilizzo immediato, ma per questo c'è il supporto. Quindi il supporto di Consip è quello di aiutare le amministrazioni a tradurre il progetto finale, cosa vogliamo fare, come immaginiamo la mobilità sostenibile in provincia di Padova, in tutte le province venete, quindi come utilizzare gli strumenti per realizzare quegli obiettivi. Rammento a me stesso e a tutti noi che la grande novità di questa iniezione di fondi è che la Commissione europea non ci perdonerà il mancato conseguimento di risultati, non di capacità di spendere, attenzione, perché noi eravamo già messi non benissimo, soprattutto diciamo nell'Italia centro-meridionale, in capacità di spesa. Adesso la Commissione europea pretenderà resoconti dettagliati sugli obiettivi, quindi se noi diremo che la mobilità a Padova sostenibile si misurerà
con 10 indicatori, dovremo dire nel 2026 che questi 10 indicatori sono stati raggiunti. Quindi ancora una volta non è neanche sufficiente avere i buoni contratti, non è sufficiente avere i progetti, bisogna dimostrare che i progetti sono stati funzionali per il raggiungimento di quegli obiettivi. Quindi questo adesso non è per scaricare ansia sui sindaci, ci mancherebbe, scusate, non volevo farlo, volevo farlo come, diciamo, come proposito costruttivo e dire abbiamo bisogno di lavorare tenendo presente quella meta. Allora, qualche piccolissimo dato, veramente per stimolare la discussione, quindi siamo qui a disposizione con il collega ingegner Comingio, soprattutto per rispondere, per cercare di esplorare anche tutte le, se volete, come avrebbe detto il famoso scrittore Günter Grass, togliere tutti gli strati della cipolla, no? I 1000 strati della cipolla del mondo degli appalti pubblici, in particolare quello dei lavori. Vorrei sottolineare che se guardate, per esempio, un indicatore interessante che ci dice quanto la quota parte degli acquisti delle PA nel Veneto rispetto al mondo del sottosoglia, che è il nostro MEPA. E allora se guardate, come fare un benchmark è sempre molto complicato, ma insomma se guardiamo l'erogato, il valore dei contratti pubblici su base annuale per abitante, Veneto si posiziona comunque nei primi 4, se non ricordo 4 o 5 posti in Italia. La cosa interessante è guardare i due lati del mercato. Il MEPA è un mercato virtuale, c'è un'offerta e c'è una domanda. Lato della domanda, le PA che utilizzano il MEPA nel 2021 il 90% sono state attive, quindi il 90% delle PA venete presenti sul MEPA hanno comprato qualcosa. Adesso ve la dico male, perdonatemi, ma insomma, per arrivare un po' al dunque. Se guardiamo invece il lato dell'offerta, questa percentuale è leggermente minore, vuol dire che c'è un po' più di alternanza. Quando diciamo che il 59% sono attive, sull'insieme di quelle registrate, un'impresa è attiva quando ha realizzato almeno un contratto. È chiaro che potrebbe essere un contratto di 1.000 euro piuttosto che di 10.000 euro, però questo ci dà l'idea, se volete, un po' di quanto bolle l'acqua, no? La temperatura dell'acqua in questo mercato, se guardiamo in particolare alla regione Veneto. Allora, questi sono valori alti o bassi. L'unica cosa che mi vorrei sottolineare è che e non le troverete nelle slide perché ovviamente lungi da me la volontà di tediarvi con numeri, però se andiamo a guardare il mondo degli appalti pubblici in Italia, ci sono tanti contratti, tantissimi contratti di valore che non sono intercettati ancora dalla piattaforma. Quindi vuol dire che la piattaforma può offrire le potenzialità di semplicità, se volete semplificazione della procedura di interlocuzione tra domanda e offerta, per una fetta della torta che è probabilmente molto più elevata di quella che è stata registrata proprio sulla piattaforma del Ministero che noi gestiamo. Quindi vuol dire che ci sono spazi di crescita e gli spazi di crescita sono soprattutto lato lavori, che poi è l'argomento della successiva presentazione del collega Comingio. Sui lavori, e quindi qui mi utilizzerò quest'ultimo dato per passare ripeto, questi vogliono essere soltanto qualche piccolo numero per introdurre la discussione. Se guardiamo al MEPA lavori, quindi se andiamo a guardare al sottoinsieme, ricordo che il MEPA lavori fino all'altro ieri era una piattaforma solo per lavori di manutenzione, quindi adesso che stiamo aprendo, se volete, i cancelli per i nuovi manufatti, quindi fino all'altro ieri si parlava soltanto di piccoli lavori di manutenzione. Ovviamente quando guardiamo questo aggregato, è un aggregato che sembra piccolo, però questo aggregato piccolo è un aggregato che vede già 1.600 imprese che attive, difficile dire se sono tante o se sono poche. Io ho passato un po' di tempo a guardare le bellissime statistiche messe a disposizione alla Regione Veneto, è chiaro che questi aggregati sono sempre complicati, ma insomma la mia impressione è che c'è un mondo, una galassia di imprese che ancora non sono presenti sulla piattaforma e che invece lì potrebbero trovare un'opportunità, soprattutto adesso, di rilancio e quindi con tutte le ricadute sul territorio
in termini di occupazione, di fatturato e di ripresa. Vorrei chiudere questo intervento iniziale per poi lasciare la parola al collega Comingio per dirvi, ripetere una cosa che ripeto, nella storia di chi ha ascoltato gli interventi di Consip negli ultimi 15 anni, sembra abbastanza strana. Questo, il mondo dei lavori, il mondo del MEP è un mondo dove le amministrazioni possono utilizzare tutto il potere discrezionale a loro disposizione, dati i vincoli normativi. Discrezionalità non vuol dire si può fare quello che si vuole, vuol dire tutto quello che si può fare date le regole. Allora, se questo è vero, questo vuol dire che si può adattare, il progetto, se volete, il tipo di contratto che viene aggiudicato, al progetto in particolare. Quindi Consip deve offrire tutto il supporto perché questa scelta autonoma avvenga in maniera rapida, senza problemi, quindi riducendo le frizioni. Adesso sono circondato da ingegneri all'interno di Consip, il mio amministratore delegato è un ingegnere, quindi permettetemi di usare la metafora di frizioni quasi zero, attrito zero, e soprattutto potendo contare su un supporto in qualsiasi momento prima di arrivare al perfezionamento della procedura. Quindi a questo punto se io mi fermo qui e ovviamente a disposizione per domande. Grazie. Allora il dottor Gianluigi Albano per la sua illustrazione delle procedure che si possono fare. Direi di dare la parola all'ingegnere Davide Comingio, che invece entrerà nello specifico, gli diamo anche il microfono così può iniziare, nello specifico rispetto al tema proprio oggi di concretezza. Okay. Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, andiamolo qua, ok, perfetto. Allora, facciamo prima una breve riepilogo, innanzitutto sulle fasi che riguarda l'esecuzione di un'opera e delle varie soglie che sono state modificate dalle nuove normative dovute alla legge semplificazione 2020 e del 2021, la semplificazione bis. Allora, dal punto di vista del flusso, noi abbiamo naturalmente, dal punto di vista del codice degli appalti, abbiamo 3 step fondamentali: quello di progettazione di un'opera che si articola in 3 livelli, quindi la progettazione di fattibilità tecnico-economica, che prima veniva definito come progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Questo naturalmente sono i pilastri di questo tempio che riguarda appunto poi la realizzazione dell'opera stessa. Tra il tetto, mettiamola così, e i pilastri ovviamente c'è la verifica della progettazione. La verifica della progettazione è un aspetto molto importante perché naturalmente la verifica della progettazione non può essere fatta dal progettista, che ovviamente redige il progetto, ma deve essere fatta da un esterno per un problema naturalmente di contraddittorio. E la verifica della progettazione normalmente viene certe volte anche spesso confusa con la validazione del progetto. La validazione del progetto spetta al responsabile unico del procedimento. La verifica può essere fatto dal responsabile unico del procedimento se ha determinati requisiti, altrimenti può essere affidato ad un esterno. Queste sono, quindi che cosa abbiamo? Quindi abbiamo 2 settori: la verifica della progettazione e la progettazione è fatta da singoli professionisti e da società di ingegneria, mentre per quanto riguarda l'esecuzione dell'opera abbiamo invece le nostre imprese di lavori. Vediamo un attimo invece dal punto di vista delle soglie. Questo è un aspetto importante. Prima il collega Gianluigi Albano diceva sulla parte dei lavori che è aumentata per quanto riguarda le procedure che possono essere negoziate tramite procedure appunto negoziate senza bando, quindi attraverso il MEPA. Ma anche importante è stata la variazione delle soglie relative alla progettazione. Prima la progettazione era sotto i 40.000 euro con affidamento diretto e sotto i 100 con procedure negoziate. Adesso si è innalzato addirittura a 139.000 euro per l'affidamento diretto e tra 139 e soglie comunitarie, che ahimè dal 2022 sono 140 e 215,
con procedura negoziata con almeno 5 operatori, procedura negoziata senza pubblicazione del bando, mentre sopra ovviamente andiamo per le procedure ordinarie. Quindi per quanto riguarda la progettazione, ad oggi Consip, ve lo farò vedere dopo, ha insieme, questo diciamo mi va di specificarlo, è stata fatta insieme all'Agenzia del Demanio in un progetto di collaborazione dove sono state implementate tutte le figure che riguardano il processo che parte dall'ideazione dell'intervento sino alla sua realizzazione o comunque sino al progetto esecutivo. Tutte queste figure sono presenti ad oggi sul mercato elettronico. Per quanto riguarda i lavori, invece, noi abbiamo il mercato elettronico per quanto riguarda fino alla soglia comunitaria, quindi come lo diceva prima Gianluigi Albano, fino ai 5.382.000. Sopra la soglia comunitaria stiamo lavorando per realizzare un sistema dinamico di acquisizione. Faccio solo una parentesi, per qualsiasi informazione non è un problema, sono disponibile con tutti. Il sistema dinamico di acquisizione, per chi non lo conoscesse, è lasciatemi passare il termine, MEPA sopra soglia. Okay? Quindi tutte le opere sopra la soglia possono essere negoziate, sempre dalle pubbliche amministrazioni, tramite appunto questo sistema dinamico. Ed è di prossima implementazione sia per quanto riguarda la parte edile che la parte di strada. Quindi quello che e a breve uscirà il bando di questo sistema dinamico di acquisizione, importantissimo. Vediamo cos'è il mercato elettronico, ma questo probabilmente lo conoscete già abbastanza. Un mercato elettronico altro non è che uno strumento che si interpone tra l'amministrazione e l'impresa. È uno strumento che viene utilizzato dalle amministrazioni per indire ordini diretti, normalmente per i beni, normalmente c'è un catalogo dove l'amministrazione ordina direttamente, se è sotto la soglia comunitaria ovviamente, ordina direttamente quel bene, mentre per quanto riguarda quei beni, anzi quei servizi più che altro, perché non tanto i beni ma quanto i servizi, tipo quelli di progettazione, si fa una cosiddetta richiesta di offerta. Cioè io praticamente, per esempio tramite un affidamento diretto, posso andare a selezionare un operatore che magari so già prima che ha determinati requisiti che io ho inserito nella determina a contrarre, lo vado a selezionare, okay, e poi negozio, o meglio, lui mi fa un'offerta su quello che io vorrei acquistare. Ad esempio, voglio acquistare i servizi di un professionista, di un ingegnere, ad esempio un architetto, per redigere il progetto definitivo o esecutivo. Io vado all'interno di questo mercato elettronico con veramente pochissimi passaggi, posso richiedere ad una società di ingegneria che magari so già di aver valutato i suoi requisiti e posso chiamarlo per eseguire appunto la progettazione. Una cosa importante, dal decreto semplificazioni, l'affidamento diretto deve essere aggiudicato in 2 mesi. Quindi significa, facendo un ragionamento, se tutti facessimo un affidamento diretto, naturalmente per quanto consente la legge, oggi, su 10.000 interventi, facciamo finta, io in 2 mesi avrei progettato 10.000, no, avrei acquistato i servizi di un professionista in soli 2 mesi. Però questo, e mi ricollego al Presidente Fabio Bui su quanto diceva prima, in realtà, siamo pronti, siamo strutturati? Dipende. Dipende da quanto è standardizzato il tutto. Cioè, questo secondo me è l'aspetto fondamentale. Bisogna standardizzare. Proprio su questo aspetto, in realtà, a breve uscirà sulla piattaforma Consip dei kit documentari che verranno redatti insieme a tutte le associazioni di categoria, in particolare il Consiglio Nazionale di Ingegneri, degli architetti e geometri, dove stiamo predisponendo questo kit di disciplinare, schema di contratto, determina a contrarre, tutta la documentazione che serve all'amministrazione per poter poi
successivamente, in funzione dei propri interventi, modificare solo alcune parti per poter andare a chiamare il professionista più idoneo. Questo, naturalmente, che significa? Questa standardizzazione provoca un effetto, lasciatemi dire, di nastro trasportatore. Cioè io vado a selezionare un professionista, ma tutte le amministrazioni fanno esattamente la stessa tipologia di procedura, sempre se naturalmente l'importo lo consente, ovviamente, altrimenti ci sono le procedure ordinarie. Quindi questo è un aspetto molto importante da considerare. Quindi abbiamo visto il mercato elettronico che cosa rappresenta in linea generale. Veniamo un attimo invece all'abilitazione. Allora, l'abilitazione, per quanto riguarda le imprese, consiste praticamente in 2 step. Uno, come se mi dovessi iscrivere ad Amazon, è la stessa cosa. Uno, devo dare i dati, quindi del mio rappresentante legale, ok, quindi devo registrare, fare una registrazione base, e poi mi devo abilitare. Dove mi abilito? Se sono professionista, ci sarà la categoria progettazione, verifica della progettazione, che vedremo successivamente. Se sono un'impresa che fa lavori, vado ad abilitarmi alla categoria lavori. Quale categoria? Per esempio, se sono un'impresa che fa edile, quindi ho una classificazione, un'attestazione SOA o G1, vado direttamente nella categoria OG1. Cosa è importante? Innanzitutto, come diceva prima Gianluigi Albano, è a costo zero. Ma altra considerazione, all'interno del MEPA, tutte le dichiarazioni che io devo rendere, tipo requisiti di cui l'articolo 80, requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti tecnico-professionale, sono tutte delle mere autodichiarazioni. Quindi non costa l'abilitazione nulla all'impresa. Queste autodichiarazioni poi, ovviamente, ai sensi del 445, ovviamente, vengono controllate da Consip a campione. Quindi ogni tot tempo Consip prende un tot di aziende e fa i dovuti controlli. Questo è fondamentale, quindi dal punto di vista delle aziende non costa assolutamente nulla. Dal punto di vista delle imprese, per esempio, se andiamo a vedere nella slide successiva, anche qui sono 2 passi ancora più semplici delle imprese, perché le imprese ovviamente dovranno inserire tutti i dati di rappresentante legale, scusatemi, che tipo di società è? È un consorzio? Consorzio stabile? È un operatore singolo? Però riguardano domande a cui deve rispondere, come se fosse un questionario. Per le MPA è ancora più semplice, perché le MPA devono solamente inserire i dati della pubblica amministrazione. Quindi il punto ordinante chi è? Normalmente è il responsabile unico del procedimento di tutte le acquisizioni della pubblica amministrazione e deve inserire tutti i dati della PA. Punto, è finito. Dal punto di vista poi dell'acquisizione di una pubblica amministrazione, consiglio che do sempre a tutte le pubbliche amministrazioni e nei vari webinar che ho effettuato anche con varie associazioni di categoria, è questo. Prendetevi mezza giornata per andare nella parte di supporto. La parte di supporto sarebbe sul sito acquisti in rete PA, in alto a destra c'è scritto supporto. Lì dentro ci sono tutti i manuali per l'abilitazione, per la creazione di un RDO, ci sono tutti i video per l'abilitazione dei fornitori, per l'abilitazione delle PA, per la creazione di una richiesta d'offerta, di una procedura negoziata, qualsiasi cosa, e anche in funzione delle categorie, e c'è un focus particolare sui lavori e sulla anche progettazione. Quindi andate lì, prendetevi una mezza giornata, ci vuole veramente una mezza giornata per andare a vedere tutti questi manuali, tutti questi, che poi sarebbero 2 in realtà, per quanto riguarda lavori e progettazione intendo. Veniamo a noi. Veniamo dal punto di vista della progettazione, o meglio, dei servizi cosiddetti di ingegneria e di architettura. Allora, ad oggi, nel 2019, in realtà, con l'Agenzia del Demanio, c'era pervenuta una richiesta. Loro ci hanno chiesto, ci serve un albo fornitori qualificato che ci accompagni fino all'esecuzione dell'opera. Ok, non abbiamo risposto, la facciamo insieme e vediamo cosa chiedere. Sono state fatte queste 7 categorie, quindi la valutazione della vulnerabilità sismica,
la progettazione di opere civile, ingegneria civile e industriale, quindi parliamo di impianti e di edilizia, la verifica della progettazione, la verifica dei modelli BIM, di cui l'Agenzia del Demanio è molto esperta, e la direzione dei lavori, oltre naturalmente al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Quindi noi abbiamo voluto ripercorrere tutto il processo che parte dall'ideazione dell'intervento sino alla sua esecuzione. Diciamo, chi è abilitato in queste categorie? Sono abilitati ingegneri, architetti e geometri. Ovviamente, per esempio, i geometri sulla valutazione della vulnerabilità sismica non possono iscriversi per ovvie ragioni, no? Dal decreto ministeriale del Rio. Quindi, quello che abbiamo voluto fare è quindi ripercorrere cosa serve all'amministrazione per poter eseguire l'opera. Adesso facciamo una breve carrellata sui vari output che deve fornire il professionista, in termini di, per esempio, valutazione della vulnerabilità sismica di opere di ingegneria civile. Cosa noi richiediamo e cosa sta scritto all'interno del capitolo tecnico, c'è già scritto, oltre ad essere già stato scritto all'interno sia del codice degli appalti, sia del regolamento 207, indagini preliminari, analisi storico-critica. Attenzione che qui, dal punto di vista, diciamo, dei professionisti che sono presenti all'interno, possono fare qualsiasi servizio di ingegneria e architettura. E ripeto, nell'ambito dell'affidamento diretto ci vogliono 2 mesi al massimo. Nell'ambito della procedura negoziata al massimo 4 per aggiudicare una gara. Che poi l'affidamento diretto in realtà non è proprio una gara, perché la procedura negoziata è una gara. La valutazione della vulnerabilità sismica, quindi che cosa devono fare? Indagini preliminari, storico-critiche, indagini sui terreni, prove non distruttive. Naturalmente, qual è l'output del professionista? Noi non acquistiamo progettazione attraverso questi servizi, cioè non acquistiamo il progetto, perché quello sarebbe un concorso di progettazione. No, acquistiamo un professionista, o meglio i servizi di questo professionista. I servizi, poi successivamente andiamo con questo professionista a fare insieme il progetto. Quindi amministrazione e professionista si mettono di fianco e fanno il relativo livello di progettazione. Quindi c'è la valutazione della vulnerabilità sismica di opere di ingegneria civile, che lo possono fare solo ingegneri e architetti. La progettazione di opere di ingegneria civile, anche qui, se l'amministrazione è, diciamo, un'amministrazione virtuosa, normalmente richiede, perché per ad oggi è obbligatorio in realtà solo per alcuni importi, anche la restituzione in modalità BIM. La restituzione in modalità BIM è una particolarità di digitalizzazione degli edifici. La progettazione, qui abbiamo visto i 3 livelli, prima progetto di fattibilità tecnico-economico, definitivo ed esecutivo, e appunto la restituzione di modalità BIM secondo il DM 560 2017. La verifica della progettazione, anche qui, noi come richiediamo i requisiti dei professionisti? Richiediamo, diciamo, tu per un importo al di sopra dei 20 milioni di euro, sei in possesso dell'accreditamento per organismi di ispezione, così come richiesto dal codice, loro fanno una dichiarazione, ok, ai sensi del 445. Poi noi andiamo a verificare. Quindi avere già un albo dove ci sono tutti questi professionisti è già un grosso passo in avanti. Okay? Molte amministrazioni fanno anche un altro tipo di situazione, fanno una cosiddetta avviso di indagine di mercato, quindi all'esterno del MEPA, dicendo però sei abilitato al MEPA, tu fornitore, allora puoi fare manifestazione. Quindi fanno un avviso di indagine di mercato di fornitori che sono abilitati sul MEPA. Quindi fanno una manifestazione di interesse e poi fanno la gara direttamente sul mercato elettronico. Come dicevo prima, la verifica dei modelli BIM è una delle prestazioni che possono erogare i professionisti in ingegneria e architetti, e non solo in questo caso, perché non c'è un requisito ben specifico sulla verifica dei modelli BIM, ma viene tutto stabilito dalla normativa 11.337 parte 5 del 2017. Che cosa, perché ho detto non c'è un requisito minimo? Perché in realtà qui c'era un problema
dovuto alla normativa stessa, nel senso che la normativa diceva sì, per poter fare una restituzione di modalità BIM bisogna essere BIM specialist, BIM coordinator, ma non dava all'ente accreditatore, quindi diciamo ad Accredia, le basi per poter accreditare questi organismi di certificazione, e quindi è rimasto lì sospeso. Quindi come requisito in questo caso noi chiediamo l'esperienza di aver fatto qualche contratto con restituzione di modalità BIM. Anche sulla direzione lavori, importantissima. Direzione lavori e successivamente il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Anche in questo caso ci sono determinati requisiti, ovviamente richiesti, dove noi andiamo a controllare a campione e che l'amministrazione potrà richiedere in fase di richiesta di offerta. Questo è per quanto riguarda la parte di servizi di ingegneria e architettura. Per quanto riguarda invece la parte dei lavori, quindi possiamo andare sulla slide numero 14, eccola qui. Allora, per quanto riguarda, riprendo prima quello che diceva il senatore, per quanto riguarda le opere appaltabili. Allora, le opere appaltabili ci sono tutte, perché le opere si distinguono, diciamo, anche la tipologia si distingue in funzione dell'attestazione SOA che io vado a richiedere e che mi deriva dalla progettazione. L'attestazione SOA, cioè se un'opera è, ad esempio, devo costruire una scuola, devo fare un'opera in cosiddetta classifica OG1, o OG1, dico bene, sì. Se devo fare una strada in OG3. Qui nel mercato elettronico ci sono tutte le tipologie di SOA. Sono, se non sbaglio, 47, tra cui quelle generali e quelle specializzate. Ci sono anche le opere, diciamo, per interventi di demolizione e costruzione, quindi c'è per esempio l'OS23, che sono state inserite da poco tempo. Inoltre, come dicevamo prima, da gennaio in realtà si possono fare anche lavori ex novo, fino a 5.382.000. Questo è fondamentale, e fino a 5.382.000 se andiamo a riprendere appunto quella tabella relativa alle soglie, abbiamo che si possono fare delle procedure negoziate fino a 10 operatori. E questa procedura negoziale significa 4 mesi. 4 mesi per aggiudicare. Quindi io un'opera la posso aggiudicare in 4 mesi. E questo è bene tenerlo a mente. Vediamo adesso invece per quanto riguarda la procedura di abilitazione dell'operatore economico. Come vi dicevo prima, che cosa deve fare l'operatore economico? Qua sta spiegato praticamente passo passo praticamente 7 step, 7-8 step che deve fare l'operatore economico per abilitarsi. Quindi la prima cosa che deve fare è sicuramente inserire e fare la procedura base, quindi il rappresentante legale si deve iscrivere ad acquisti in rete, sul sito acquisti in rete, quindi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Una volta fatto questo, deve cercare, selezionare il bando di interesse, ad esempio, lavori, perfetto, io vado all'interno del mercato elettronico, vado nella sezione vendi, perché io devo vendere un prodotto, tra virgolette, che in questo caso sono i lavori, e selezionare la mia categoria. Ad esempio, io sono uno che ho attestazione SOA solo OG1. Perfetto, vado e prendo la categoria OG1 e mi abilito nella sezione 20. Dopo che cosa vado a fare? Lo vediamo qui nella slide successiva. Sì, esatto. Quello che dicevo prima, selezione del bando di interesse. Considerando che qui io ho parlato solamente di lavori, noi abbiamo beni e servizi, i servizi professionali per quanto riguarda appunto ingegneria e architettura, e i 7 bandi di lavori. Per adesso sono 7 bandi. Da maggio, con l'avvento della nuova piattaforma, in realtà questi 7 bandi diventeranno un unico bando e si potranno fare, come questo in realtà anche oggi, si può fare anche il cosiddetto appalto con varie categorie di opere. Quindi se io volessi fare, ad esempio, una scuola ex novo, dove c'è la categoria OG1 per la parte edile e la categoria OG11 per la parte impianti, potrei farla in un'unica gara, okay? Facendo la categoria OG1 ad esempio come la categoria cosiddetta prevalente
è la categoria OG11 come quella scorporabile, cioè quella, tra virgolette, secondaria. E questo si può fare tranquillamente anche, in realtà, a maggior ragione con la nuova piattaforma. Ma andiamo alla slide successiva, ok. Una volta che io quindi ho selezionato il mio bando di interesse, ho cercato e ho selezionato il mio bando di interesse, vado a inserire i vari dati. Andiamo nella slide 7, sì, esatto, nella slide 7. Ok, vado a inserire i vari dati. Quindi quali sono i dati? Come dicevo prima, forma di partecipazione. Naturalmente sul MEPA i raggruppamenti temporanei non possono sussistere perché quelli sussistono in fase di partecipazione alle procedure, non di abilitazione del mercato elettronico. Quindi possono abilitarsi consorzi ordinari oppure operatori singoli, quindi piccole imprese, piccole e medie imprese. Poi che cosa devo inserire? La categoria di riferimento, ok? Chi gestisce il profilo dell'operatore economico, normalmente è il rappresentante legale o un suo delegato, inserire i dati delle aziende, ma devo inserire veramente 4 dati essenzialmente, quindi è molto molto semplice. Vediamo successivamente, vediamo per esempio, infatti quello che dicevo prima, la forma di partecipazione, quindi singolo operatore economico, oppure consorzio stabile o consorzio di cooperative, specificare la categoria, vedete, l'OG1 in realtà, quindi io faccio solo opere edili, l'OG1, faccio opere edili e strade, perché c'è l'OG1 e l'OG3, perfetto, mi abilito all'OG1 e all'OG3. È molto semplice. Una volta che io ho inserito questi dati, andiamo avanti, ok, è inserito ovviamente tutti i dati dell'azienda, in termini di rappresentante legale, codice fiscale, l'area di interesse geografica, ad esempio, perché è molto importante l'area di interesse geografica. Le amministrazioni, il fornitore inserisce l'area geografica di interesse, cioè dove lui potrebbe rispondere in termini di territorio ad una determinata richiesta d'offerta. L'amministrazione può vedere sul territorio, attraverso questa selezione, gli operatori a cui interessa quel territorio. Quindi io se voglio vedere nella regione Veneto quali sono le imprese che eseguono opere di OG1, con 2 semplici filtri l'amministrazione le può vedere. Questo è importante proprio per quello che dicevamo prima sul territorio e per naturalmente le aziende del territorio stesso. Una volta inserito tutti questi dati, cosa succede? Basta stampare la domanda di abilitazione, firmarla digitalmente e riallegarla. Una volta riallegata con semplice impiego, normalmente, allora, sul bando, sui vari bandi ci sono 10 giorni, normalmente ci impiega 4. Quindi voi in 4 giorni siete abilitati. Quindi questo è importante per quanto riguarda le imprese, ovviamente. Questa è la procedura proprio semplice, come potete vedere sono 11 slide di cui in realtà 10 quelle importanti, 9, quindi sono 9 step per abilitarsi per quanto riguarda l'operatore economico. Per quanto riguarda invece la pubblica amministrazione, ancora più facile in realtà, perché si abilita come punto ordinante, ok? Sì, cioè, si abilita come punto ordinante, quindi che cosa sono io? Comune di Padova, ok? Quindi il primo passo è registrarsi come utente, quindi inserendo normalmente i dati del responsabile unico del procedimento. Una volta fatto questo, quindi passo direttamente all'abilitazione, quindi passo all'abilitazione, naturalmente se sei un utente dotato di poteri di firma ovviamente, quindi, e vado avanti, c'è sempre un semplice tasto dove c'è scritto procedi. Una volta che io ho fatto questa prima abilitazione, poi voglio, abilitarmi per quale tipologia di strumento. Uno strumento di acquisto, uno strumento di negoziazione. Quindi possa essere una convenzione, un mercato elettronico, un sistema dinamico e un accordo quadro, in modo tale da poter staccare gli ordini per quanto riguarda le convenzioni in accordo quadro o fare procedure negoziate per quanto riguarda sistemi dinamici e mercato elettronico. Anche questo molto semplice. Una volta fatto questo, inserisco tutti i dati, quelli naturalmente anagrafici, dell'amministrazione in maniera molto molto semplice. Ovviamente prima di avere la domanda di abilitazione da parte della pubblica amministrazione come punto ordinante,
è ovvio che devo confermare i dati che ho inserito. Una volta che accetto tutti, diciamo, i dati che ho inserito e tutte le condizioni che sono presenti sul MEPA, ovviamente quello che faccio è di abilitarmi direttamente al mercato elettronico. Come dicevo all'inizio, andiamo sull'ultima slide, vediamo un attimo, c'è un'altra? C'è l'ultima, in realtà eccola qui, sì. Eccolo quello che dicevo prima. È fondamentale quel tasto supporto, cioè quando si entra in acquisti in rete c'è supporto dove all'interno di supporto ci sono tutti i manuali molto semplici, stiamo parlando di 15-16 pagine, per esempio per i lavori, dove c'è scritto passo passo come abilitarmi e come fare una richiesta d'offerta. La richiesta d'offerta è molto semplice, basta inserire la base d'asta per i professionisti. Per la ricerca del professionista, vi ricordo sempre, la base d'asta è quanto disciplinato dal DM Giustizia, okay? Che è un decreto dove inserisce in funzione di alcuni parametri quanta è la parcella del professionista e una volta fatto questo seleziono l'operatore e invio una richiesta d'offerta. È molto molto semplice. Questo per quanto riguarda le presentazioni. Per quanto riguarda, diciamo, anche quello che è stato detto in precedenza, allora, per quanto riguarda quello che è stato detto in precedenza, cioè in termini di siamo in grado e siamo strutturati, Consip vuole seguire questa linea, cioè la linea per quanto riguarda PNRR e PNC e il mercato dei lavori e della progettazione, di dare supporto alle amministrazioni in maniera fondamentale, importante, come creando una procedura attraverso linee guida, kit documentali e quant'altro che aiuti l'amministrazione ad andare da A a B in 4 mesi. Questa è, diciamo, l'idea è diciamo, quello che vuole attuare Consip nel prossimo, diciamo, periodo. Questo è importante diciamo, da dire. Ecco. Grazie all'ingegner Comingio. Io credo che ci abbiamo messo un'ora. Capisco che forse ci sono state tutta una serie di indicazioni che sono state anche in qualche modo, per caso per qualcuno, un po' pesanti, ma credo che sia stato dato delle indicazioni precise, quindi io passerei subito alle domande. Vedo molti sindaci, molti amministratori, rappresentanti. Ecco, salutiamo anche il questore di Padova, il dottor Sbordone, che purtroppo ci deve lasciare per impegni, e ringrazio della sua presenza. Grazie ancora. Se ci sono domande in merito alle valutazioni fatte, vorrei dire, credo che possano essere interessanti. Se posso, volevo aggiungere io un elemento, Antonio. Sì. Mi sentite? Sì. No, volevo solo dire che tra diciamo, gli utilizzatori, prima è stato ricordato anche l'utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Entrambe hanno avuto da parte nostra ai 2 comandi generali, quindi al sottocapo di Stato Maggiore generale Marco Minicucci e al sottocapo di Stato Maggiore generale Lamalfa, rispettivamente dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. E tra l'altro in particolare hanno utilizzato già i Carabinieri per la ricostruzione delle caserme danneggiate dal terremoto, dall'evento sismico del 2016, hanno già utilizzato il mercato, il MEPA dei lavori proprio per affidare le opere di ricostruzione di queste caserme distrutte. Quindi insomma, tanto per dire che sono strumenti già molto ormai entrati nel vivo dell'attività operativa, e quindi a maggior ragione, insomma, deve essere da stimolo, secondo me, anche questo incontro per far abilitare nuove imprese, per arricchire quindi l'elenco delle aziende che possono
supportare le amministrazioni in queste attività di costruzione di nuove opere di infrastrutturazione del territorio. Certo, grazie. Della precisazione c'era il sindaco di Cittadella, poi il presidente degli ingegneri, prego, qui c'è il microfono, dopo altri che... Grazie. Beh, grazie innanzitutto della interessante relazione e grazie al senatore De Poli per l'invito. Una domanda molto semplice, ma non so come sia risolvibile. Io ho notato i numeri che avete dichiarato nella relazione di quante imprese sono iscritte al MEPA. Il Veneto penso conti un po' più di 420.000 insomma, imprese iscritte. È chiaro che poi va depurato da quelle che non hanno necessità di iscriversi in MEPA, e le abilitate mi pare siano poco più di 11.000. Noi sindaci siamo molto attenti a quello che è il territorio. Per territorio parliamo del Veneto in generale, no? Perché comunque la spesa pubblica fa economia, dà una mano alle famiglie, alle aziende, poi alle famiglie, a cascata poi ritorna tutto nel territorio. Quindi per noi è fondamentale, non solo per questo, ma anche poi per la trasparenza e anche per magari l'economia di scala, che magari il comune riesce anche ad avere qualche guadagno, diciamo una spesa minore con più aziende che partecipano. Quindi la domanda che faccio come sindaco è: qual è la possibilità o come possiamo fare a far sì che il numero delle imprese iscritte in MEPA aumentino, ma aumentino in maniera esponenziale, perché averne 11.000 su 400, facciamo 400.000, è chiaro che siamo attorno al 2-3%, dovremmo arrivare insomma a percentuali almeno a doppie cifre, quindi oltre il 10%. Quindi qual è la possibilità che avete voi, oppure il modo che avete voi per contattare le imprese, oppure cosa possiamo fare noi come amministrazioni comunali per far sì che le imprese di ogni territorio si iscrivano nel MEPA e quindi ci rendono poi un po' più facile anche il lavoro? Grazie al sindaco di Cittadella Piero Bon. Facciamo 2 o 3 domande. Prego, eccolo qua, tieni. Allora, guardi, signor Sini, ha ragione. Ovviamente, come lei può immaginare, noi siamo 430 persone a Roma, quindi è chiaro che è impossibile avere un'azione così capillare, che però è il prerequisito perché poi tutta la macchina decolli. Allora noi abbiamo messo in piedi un progetto da ormai più di 10 anni, che è Sportello in Rete, grazie alle Camere di Commercio. Quindi noi abbiamo con le Camere di Commercio un legame ormai storico. Chiediamo alle Camere di Commercio di diventare come delle cinghie di trasmissione, nel senso più nobile del termine, cioè non solo di sensibilizzare gli operatori economici, ma anche quello di fare un po' quello che stiamo facendo oggi, cioè di divulgare tutte le potenzialità della piattaforma. Quindi abbiamo questo progetto che è storico, per cui se lei vuole possiamo inviarle tutti i riferimenti degli sportelli specifici in Veneto, in maniera tale da poter in qualche maniera ribadire che esistono dei sensori a livello locale per poter dare alle imprese subito tutto il set informativo di cui hanno bisogno per poter... È chiaro che c'è una parte di moral suasion, lasci dire, signor Sindaco, che in qualche maniera è molto affidata al territorio, no? Come dicevano i latini, similia cum similibus, insomma, se abbiamo lo stesso accento probabilmente è più facile coinvolgere le imprese, no? Però gli strumenti istituzionali ci sono, e quindi le forniremo. Però io credo, no, che al di là dell'aspetto, io credo che questo sia il vero problema anche del motivo per cui siamo qui oggi. Cioè, nel senso, sì, è vero, ci sono gli strumenti da 10 anni e quello che sono, mi sente anche la D, però altrettanto dobbiamo trovare il metodo, come prima dicevamo il PNRR, i progetti dobbiamo metterli a terra per farli, quindi dobbiamo trovare il metodo di conoscenza, informazione, eccetera, per poter far sì che le nostre imprese, ad esempio ancora di più oggi che ci sono questi strumenti, come sono stati specificati prima, di procedure, di gare, eccetera, che sono fondamentali, che le nostre imprese del territorio, che conoscono anche i problemi, le situazioni, le modalità, possono essere iscritte e di conseguenza poi poter realizzare i lavori. Credo che questa sia la scommessa anche della giornata di oggi, sensibilizzare e far conoscere le cose, perché molti, lo diceva benissimo il sindaco, molti di nostri non lo sanno, non conoscono, oppure sono diffidenti, uso la parola forse un po' di più, verso un qualcosa che prima era completamente centralizzata, e quindi la solita cosa, ha ragione o ha torto, faccio un ragionamento molto
molto light, voglio dire, non voglio entrare. Ha ragione o ha torto rispetto a un contesto romano, no? Che è questa cosa strana, no? Eccetera, eccetera, rispetto a una evoluzione anche che oggi invece va direttamente nel territorio con la pubblica amministrazione e con le imprese per avere il rapporto diretto che fa solo da supporto, da informazione, mette l'esperienza e tutto quello che ha fatto come anche supporto di piattaforma per poter fare le cose. È cambiata, cioè si è girata la situazione, non è più un aspetto strettamente centrale, ma è un aspetto che sta andando nel territorio in aiuto delle imprese e sindaci, chiaramente, quindi amministrazioni pubbliche. Credo che questa sia no? Giusto, non so se ho interpretato e comunque bene, ma avrà tutte le... Se posso, Antonio, sì che dopo andiamo avanti con le domande perché ne abbiamo 4, 5, 6. Prego. No, ma è proprio quello che dicevi tu, secondo me il fatto che ci debba essere anche un passaparola, queste occasioni come oggi sono utilissime e gli stessi ordini professionali possono essere un motore per passare parola alle imprese che sul territorio possono essere quelle da abilitare, le nuove imprese da abilitare. E va ricordato che nella selezione delle imprese si può anche attivare la modalità di georeferenziazione delle imprese che insistono su quel territorio a livello proprio geografico. Quindi questo è un altro elemento importante. Posso chiedere una cosa che mi viene in mente ad alta voce, sempre stimolato, ma soprattutto per la pubblica amministrazione, quindi dopo diamo la parola alla cosa. Ma è possibile, ad esempio, io sono il sindaco, che non lo sono, ma faccio un paragone. Posso dire alle mie imprese del territorio, scusate, faccio una riunione, venite qui e ci iscriviamo da interlocutore per poter fare queste nuove procedure che ci sono, perché questo potrebbe essere una forza e uno strumento, e la stessa cosa, lo paragone a tutti gli ordini professionali, la stessa cosa la dico alle associazioni di categoria, perché così, ecco, cioè voglio dire, faccio io da coagulo, cioè no, è andato fuori, da coagulo e ecco, questo potrebbe essere ho saltato la Camera di Commercio che invece fa il coagulo di tutte le imprese. Potrebbe essere ancora di più, voglio dire, uno strumento di una potenza, perché di solito le nostre imprese si lamentano perché noi non ci siamo mai, perché mi viene l'impresa, ha ragione sempre, lo faccio in maniera molto semplice ed è in un momento di criticità, per caso questo ancora di più oggi, perché non c'è la nostra impresa che non c'è, eccetera, eccetera. Su questo, forse, questo strumento oggi ci dà una mano invece per poter intervenire sempre in maniera trasparente, legale, con tutte le procedure di legge, eccetera, per poter intervenire in maniera concreta rispetto a questo tipo di problema. E lo stesso anche sui progettisti. Faccio una domanda, ma i progettisti possono essere solo per un lavoro o possono essere anche degli ingegneri, architetti, geometri che io posso avere all'interno del mio ufficio tecnico per poter progettare su questa cosa? Domanda interessante. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. E dopo Non so se è una promozione o meno. Allora, Roberto Righetto, Presidente dell'Ordine degli Architetti. Scusa, ingegneri architetti. C'è sempre questa diatriba. Allora, intanto grazie a voi per l'organizzazione di questa giornata. Fondamentale, queste cose sono musica per le nostre orecchie, perché veniamo da un periodo precedente di magra e quindi se prima il dottor Bertin parlava di bicchiere mezzo pieno, io penso che il bicchiere sia pieno e anche oltre, nel senso ci mancano le forze per stare al passo con questa occasione unica e ripetibile. Dal punto di vista dei professionisti, volevo un po' anche rincuorarvi di alcune cose, nel senso che abbiamo avuto di già poter parlare ai nostri iscritti di MEPA, quindi per fortuna non è un argomento che ci piomba ex novo, abbiamo già fatto della formazione per i professionisti e quindi anche sappiamo in parte
cos'è questo strumento. Interessante sarebbe, insieme alle slide che avete fatto, vedere anche quanti professionisti si sono iscritti al MEPA. 9.000, che è un dato... 9.000 di cui la maggior parte sono iscritti in tutte le categorie. Sì. Normalmente E che è un dato molto basso, basti pensare che solo nella provincia di Padova, solo per l'ordine degli architetti, gli iscritti sono 2.500. Quindi se in tutta Italia sono 9.000 vuol dire che è un dato ancora molto basso. E quindi è una cosa su cui noi dobbiamo lavorare molto di più anche, e noi faremo perché abbiamo la formazione continua. E una cosa anche su cui ci tengo a dirvi è quella dell'importanza del legame col territorio anche dal punto di vista del professionista, nel senso che molto spesso ci sono legislazioni locali che magari non è una questione di interessi localistici o meno, però se si vuole che una procedura vada via in velocità, affidarsi anche a un professionista che conosca bene la normativa locale, piuttosto che, tipo nel caso degli appalti sui beni vincolati, conosce quali sono le metodi costruttivi, eccetera, questo ovviamente pare locale. Ultima cosa, rapporto con la Camera di Commercio, sono felice anche che ci possa essere questo dialogo perché storicamente noi abbiamo avuto una problematica che lo Stato era un po' in rapporto conflittuale con noi rispetto alla Camera di Commercio, per cui essendo dei liberi professionisti non potevamo iscriverci alle Camere di Commercio come singoli perché è professione intellettuale, dall'altra parte lo Stato e quindi ad esempio poter essere iscritti, aderire ai fondi che magari venivano erogati dal punto di vista delle regioni per le pubbliche e medie imprese, non essendo riconosciuti come pubbliche e medie imprese non potevamo fare questo. Dall'altro lato invece quando c'era da fare la concorrenza noi eravamo come le pubbliche e medie imprese, quindi c'era questo rapporto ambivalente. Adesso so che anche in regione c'è stata fatta una verifica e una delibera in questo senso e quindi è un bene, è un passo in più. Per cui niente, noi ci siamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie, gentilissimo. Anche al Presidente dell'Ordine degli Architetti Righetto, mi scuso per aver scambiato con gli ingegneri. Dopo c'è il consigliere provinciale Bisato e il sindaco anche di Tribano. Grazie, posso stare seduta. Buonasera, Cristina Bolzonella, chilometro 0.eu Europrogettazione. Una cosa importante, sentivo adesso che appunto citava l'ingegnere, se non erro, un sistema di applicazione così che sia più veloce, più facile. È molto importante se per l'appunto, come è stato ribadito partendo proprio dal sindaco di Cittadella, questo sistema è conosciuto. Rendiamoci conto che i soggetti oggi cominciano a percepire il significato del PNRR, per cui veramente chiedo da progettista, e sono qua con i miei colleghi, e con tutte le difficoltà che abbiamo con il territorio che amiamo, chiaramente, un fortissimo intervento da parte delle associazioni di categoria, perché il linguaggio che manca è proprio la mentalità che deve cambiare e l'associazione di categoria rispecchia ovviamente il professionista e il rapporto del professionista con il territorio. La seconda cosa che chiedo è che monitoraggio prevedete, cioè la tempistica dei 2 mesi o dei 4 mesi segue poi una tempistica anche di valorizzazione del progetto per lo sviluppo del progetto stesso. Quindi che azione fate voi nel momento in cui viene affidato l'incarico? Sì. Ci siete o sono, come diceva appunto, a campione? Allora. Qual è l'attenzione che date al territorio perché effettivamente questo il PNRR possa portare a degli sviluppi concreti? Grazie. Grazie.
Visto che è lì il microfono, il sindaco di Tribano e poi il consigliere Bisato. Facciamo 3-4 domande così cominciamo a... Allora, 2 anni fa l'Unione Provinciale Artigiani Non c'è più Boschetto, è andato via, ha iniziato lei a fare azione di conversione sugli artigiani. L'effetto è stato molto positivo, tra l'altro io ho mandato, abbiamo anche un'impresa artigiana, ho mandato uno dei miei, è tornato a casa e io mi sono iscritto in Consip, perché faccio l'architetto e mi sono iscritto in Consip. La struttura funziona, quello che manca spesso è la capacità di conoscenza nostra e la conoscenza si acquisisce qua. Funziona questa piattaforma? Certo che funziona, è fatta bene, sicuramente è fatta bene. È migliorata molto perché 2 anni fa per iscriversi c'era una... Mascherina. 2 anni fa per iscriversi ci voleva la guerra mondiale, quindi i ragazzi miei facevano slalom giganti per iscriversi all'interno. Oggi funziona molto bene, soprattutto per le pubbliche amministrazioni è pratica, perché quello che si fa ordinariamente si può fare tranquillamente in Consip, col vantaggio che viene fatta una selezione, una verifica, un'attenzione che naturalmente i nostri uffici non hanno. Qual è il problema? E mi rivolgo a tutti qua. Il problema è che se voi pensate che i comuni sotto i 5.000 abitanti hanno 1,42 tecnici e devono fare dall'accensione del termostato a distribuire il sale e a fare poi la verifica dei CAM e la gestione di tutto quello che volete, strade eccetera, non riusciranno mai a gestire queste procedure. Quindi il tema è, bisogna fare cose semplici, rapide, non dico, il mio amico Ulrich Rastheimer di Casa Clima dice sempre, cose complesse, accia e spen. Quindi noi dobbiamo passare un messaggio chiaro e riuscire a dare alle nostre strutture tecniche la capacità di fare le cose con velocità e soprattutto senza poca complessità. Grazie. Grazie Sindaco, al consigliere provinciale Bisato, dopo facciamo un primo giro di risposte e dopo ci sono altre domande e andiamo sulle altre. Buonasera a tutti, non so se sarà una domanda, certamente una considerazione un po' strappata così. Prima di tutto grazie per questo momento molto utile e molto utile anche per la provincia di Padova, mi sento di dire a nome non certamente del Presidente, di cui abbiamo sentito anche l'introduzione iniziale, ma porto un segmento per cui chiederò alla fine magari i riferimenti del dottor Albano e dell'ingegner Comingio, perché noi adesso ogni tanto ci tremano un po' i polsi. Nel senso che nel nostro piccolo della provincia di Padova entro il 31 di dicembre dobbiamo assegnare lavori per 30 milioni di euro. E alcune procedure sono in atto, ma altre invece sono ancora, come dire, erano nella nostra testa fino a ieri, perché abbiamo ripartecipato a un'apertura di bando che ci dava la possibilità di switchare a proposito di termini da un'opera ad un'altra. Sono praticamente 15 opere, tutte sotto soglia, a parte una, europea, perché sono manutenzioni straordinarie di scuole, sto parlando delle scuole nello specifico, che è la delega che seguo. Quindi benissimo l'incontro, benissimo questa possibilità, condivido con chi dice che è un permeare il territorio di buone prassi, perché altrimenti il rischio è che rimanga sempre un top down. Grazie comunque. Grazie anche per l'intervento del consigliere provinciale Bisato, presidente Confcommercio Ascom, e dopo facciamo il giro di prima risposta. Sì, una risposta veloce all'amica dottoressa Cristina, perché le associazioni di categoria, specialmente nella mia associazione, abbiamo parlato il linguaggio che serve a far capire agli imprenditori, scusa ma non ti vedo, agli imprenditori, quindi abbiamo fatto degli incontri specifici sul PNRR, dove è stato invitato anche il senatore De Poli, adesso deve arrivare anche il dottor Santocono, e abbiamo incontrato tutte le istituzioni, perché oggi bisogna far chiarezza, ma soprattutto parlare chiari, perché se no altrimenti resta la lettera morta, e questo che noi non vogliamo. Grazie anche. Direi di cominciare a dare delle risposte, se possiamo, precise e concrete. Per quanto riguarda allora le buone prassi e le associazioni di categoria, quello che Consip sta facendo già da 2 mesi è parlare con reti professioni tecniche, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, e stiamo redigendo insieme gli standard documentali in modo tale che sia la buona prassi per tutte le amministrazioni di utilizzare quella tipologia di documentazione. Quindi non c'è più l'amministrazione che chiede cose assurde, che
chiede requisiti, scusate, criteri migliorativi magari assurdi o requisiti assurdi. Si metteranno all'interno dei requisiti specifici, giusti, corretti. E questa è una risposta alle 1, 2, 3 domande probabilmente sulla buona prassi, ok? E dal punto di vista poi delle associazioni di categoria. E questo secondo me è fondamentale. Altra considerazione, quando si parlava di 1,42 dipendenti per comuni, una disposizione da parte della semplificazione bis è quello di aggregarsi in unioni di comuni, in qualche modo. Lo so che è complesso, però forse è uno sforzo, lo so, però c'è una disposizione ben specifica, i comuni non capoluoghi di provincia possono acquistare solo se diventano, si aggregano in unioni di comuni, da centrale di committenza ovviamente. Quindi è importante questo, quindi quell'1,42 aggregando diventa 3, che è diverso. Quindi anche questo secondo me serve un'azione organica di tutto il territorio veneto, o veneto comunque in generale, perché è un problema di tutti, non solo del Veneto, questo lo sappiamo bene, come diceva prima, prima hanno smantellato le province, poi l'hanno rimessa, eccetera, eccetera. È una cosa effettivamente vera, però in questo periodo storico bisogna cercare di organizzarsi in un'altra maniera, fino al 2026 almeno. Altra domanda era invece per quanto riguarda il monitoraggio dopo, dal punto di vista della progettazione, è ovvio, dal punto di vista... Allora noi facciamo così, se mi parla dal punto di vista di operatori economici, se mi parla dal punto di vista di operatori economici, ogni 6 mesi sul MEPA hanno l'obbligo di, diciamo, dichiarare se ci sono variazioni oppure no. Ok? Quindi noi ogni 6 mesi andiamo a fare sempre a campione. È ovvio che noi abbiamo 100 e passa mila iscritti in generale, su tutto il MEPA, quindi è impossibile farlo ogni 6 mesi su tutti i 100.000. A campione si fa, però il monitoraggio dei requisiti viene fatto in questo modo, ogni 6 mesi. Oppure, se ci sono variazioni, vengono naturalmente valutate prima. Okay? Ricordate sempre che sono dichiarazioni ai sensi del 445, quindi nel momento in cui si fa una dichiarazione mendacia, si passano a conseguenze ovviamente diverse, ecco. Permette questo è un punto abbastanza delicato, questo del controllo dei requisiti dell'articolo. Non so se vi sentite anche senza microfono, di solito ho un volume alto, quindi... Allora, è chiaro che i controlli a campione sono fatti perché siamo gestori di un sistema e quindi è giusto monitorare, ma stiamo parlando di un mercato dove ci sono centinaia di migliaia di transazioni, quindi sarebbe impossibile per noi intervenire ex ante nel controllo di decine di migliaia di imprese. Quindi questo è per dire che c'è una parte degli oneri amministrativi che comunque è demandato alle pubbliche amministrazioni che nel momento dell'aggiudicazione dell'affidamento dovranno svolgere nella stragrande maggioranza dei casi. Questo è sempre una grande delusione per le PA scoprire che il gestore di un mercato elettronico non si è, come dire, curato di tutti gli aspetti, però è anche abbastanza plausibile che non si possa fare questo lavoro su una scala così vasta. Quindi, ahimè, una parte della parte amministrativa toccherà sempre alla PA di riferimento. Okay? Grazie. Ci eravamo dati le 7:15, 19:15, 19:30, ci siamo quasi. Altre domande? Se no io vorrei fare due proposte concrete. Non so se c'è ancora la D in rete, perché credo che non l'ho più sentito prima, però ai nostri, eccolo lì, e a tre figure professionali. Uno è Consip, l'altro, giustamente, gli ho detto adesso ti frego, al Presidente della Camera di Commercio, e gli altri sono i sindaci. Allora, io direi che per mettere giù la cosa concreta, se no, per non far sì che sia stato, in caso per qualcuno, un incontro interessante, per altri una rottura dovuta a cose molto tecniche, direi di mettere giù concretamente la proposta. La proposta è questa: l'impegno da parte di Camera di Commercio di riunire tutte le associazioni di categoria, eccetera, con Consip presente, amministratore delegato, dove lì si fa
la concretezza dell'iscrizione e del perché si deve entrare con tutte le cose. L'altra parte, facciamo la nostra provincia, è difficile farla in un'unica soluzione, ma abbiamo un capomandamento che è Cittadella, dall'altra parte abbiamo un altro sindaco di Cittadella, abbiamo un altro capomandamento che è Selvazzano, avevamo Abano prima, forse ci manca qualcuno nella zona più del territorio sud, ma c'è Tribano, eccetera, raggruppiamo lì in 2 o 3, anche nella stessa giornata, per caso in differenza di 2 o 3 ore, i sindaci di quel territorio con chi di dovere per mettere a terra eventualmente ulteriormente le cose per far raggiungere l'obiettivo. Se siamo d'accordo con questo, io credo che forse riusciamo, e dopo le associazioni specifiche, questo Camera di Commercio, riusciamo concretamente a raggiungere un obiettivo di chiaramente far sì che se realmente questa modifica di percorso, di idea, eccetera, che è quella che la piattaforma nazionale si va nel territorio e col territorio dialoga rispetto alle richieste dirette del territorio, che credo che sia proprio questa nuova vision, e con chiaramente gli ordini professionali, non c'è dubbio che sono parte integrante di tutto questo, questa vision nuova, io credo che potremo farla calare concretamente nel nostro territorio, nelle aziende, nella pubblica amministrazione e nei professionisti. Se riusciamo a fare questo, forse riusciamo a dare velocissimamente, non fra 3 mesi, ma nel giro di qualche settimana, un indirizzo nuovo e ancora più concreto di quello che abbiamo fatto oggi, perché le richieste sono precise, non occorre fare null'altro. Allora, se siamo d'accordo su questo, io sento le disponibilità loro, sento i sindaci, categorie e Camere di Commercio, facciamo questi altri 2 o 3 incontri, 4 o 5 credo che sono necessari, sarà contento dell'amministratore delegato, così non ha più raffreddore e può venire giù anche lui, che ringrazio, chiaramente ringrazio lui, ringrazio tutti i relatori, ringrazio tutti voi per essere qui con noi oggi, un lunedì pomeriggio, e quindi anche con gli impegni di lavoro, e vorrei concludere, al di là dei ringraziamenti, con l'impegno concreto di quello che ho appena detto. Siamo d'accordo, sindaci, siamo d'accordo su questo, categorie, Camere di Commercio, professionisti, siamo d'accordo su questo. Ringrazio ancora una volta chiaramente il Presidente della Provincia, ma vorrei concludere con, purtroppo manca il Prefetto di Padova, ma abbiamo con noi il Viceprefetto Fameli, che vorrei dare nella conclusione in salute della Prefettura di Padova nella serata di questo incontro, e ringrazio, che vedo fra di noi anche il Vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo, che ringrazio per la sua partecipazione, come tutti voi qui siete qui presenti. Grazie ancora. Prego. Buonasera a tutti, io sono il viceprefetto aggiunto Fameli, sono il vice capo di gabinetto, sono in rappresentanza del prefetto, che purtroppo questa sera non ha potuto assistere a questo evento, ma ci teneva a dare un segno della vicinanza della istituzione della prefettura, che comunque ha funzioni di coesione del territorio e che per un tema come il PNRR e quanto potrà fare Consip per le attività che richiedono la collaborazione centrale sui lavori del territorio è assolutamente centrale. Quindi abbiamo ascoltato con interesse, ovviamente per quanto è parte pubblica saranno molti controlli non sull'articolo 80 ma sulla 159 del 2011, però comunque in ogni caso quello che si nota inevitabilmente, adesso faccio anche il commissario straordinario in un piccolo comune, è la mancanza di professionalità tecniche che possano affrontare e mettere a terra tutto quello che è la nuova progettualità e le nuove sfide del PNRR. Sicuramente Consip è uno strumento interessante, infatti il mio geometra del comune di San Martino di Luperi avrà il pacchettino delle informazioni, glielo appoggerò là e gli dirò è il momento di seguire queste nuove buone pratiche. Quindi sicuramente grazie e un saluto dal prefetto. Buonasera a tutti. Grazie di cuore per il suo saluto. Ringrazio da Fabio Bui, Antonio Santocono, Cristiano Cannarsa, Gianluigi Albano, Davide Comingio, Patrizio Bertin, Nicola Rossi che ci ha raggiunto durante la discussione, il comandante provinciale Manzini dei Carabinieri, e tutti voi e tutti i sindaci veramente di cuore, e tutti gli amministratori e tutti gli amici che sono qui oggi. Grazie ancora e buona serata a tutti.